È un progetto che è in partenariato con l'Università di Padova, il Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali, e la Camera di Commercio del Tirolo, che ha sede ad Innsbruck. È un progetto che è finanziato sulle provvidenze del programma Interreg Italia-Austria e ha una durata di 30 mesi. È iniziato nel giugno del 2018 e terminerà a dicembre del 2020. Temporalmente, siamo oltre alla metà della vita del progetto e anche materialmente siamo in una buona fase, nel senso che rispetto ai vari work package, pacchetti di lavoro del progetto, che sono due sostanzialmente, abbiamo concluso le fasi di rilievo dei dati in bosco. Ricordo che i siti oggetto di studio sono la foresta del Cansiglio nell'area veneta, la foresta di Ampezzo nell'area Udine, nell'area della Carnia, e i boschi del Tirolo, alcuni boschi del Tirolo che afferiscono alle competenze della Camera di Commercio di Innsbruck. Dicevo, sono stati ultimati i rilievi in campo su un complesso di circa 100 aree di saggio, quindi siamo soddisfatti e adesso stanno iniziando la fase cosiddetta intermedia, di elaborazione di questi dati per giungere a delle chiavi di lettura per addivenire a delle sintesi conclusive. Identica stato d'avanzamento per quanto riguarda l'altro work package, è quello che mira a definire dei sistemi di pagamento dei servizi ecosistemici, in quanto il TESAF ha condotto dei vari workshop con i soggetti interessati sia nell'area di Ampezzo che nell'area del Cansiglio, per appunto definire quali possono essere questi servizi ecosistemici che sono suscettibili di una definizione più concretamente legata alla biodiversità del bosco, delle foreste, che per l'appunto il progetto intende definire. Molta importanza sarà dedicata poi anche alla comunicazione dei risultati sia nel corso dei lavori che in fase conclusiva, per cui si sta anche lavorando a questo, e nello stesso tempo abbiamo già iniziato a interloquire con lo standard di certificazione PFC, lo standard sul quale le foreste stesse appoggiano la loro certificazione di gestione forestale sostenibile, per definire e agganciare concretamente la ricaduta di questi parametri sintetici, di questi indici sintetici di biodiversità che verranno definiti per gli ecosistemi forestali in un'ottica di certificazione, quindi a sostegno e a promozione del prodotto legnoso immesso sul mercato.